Gregor Russo, scrittore, presenta qui a TVA il suo nuovo libro. Parliamone, da cosa ne scaturisce l'ispirazione e quali sono le cose interessanti da trarre da questo scritto. Allora, il mio terzo libro è stato pubblicato sabato 20 agosto per tutto il territorio nazionale dalla Melcart Communication di Sciacca. È il mio terzo libro in carriera dal titolo Le ferite dell'essere. È un libro che ha l'intento di andare a parlare di tutto ciò che riguarda il mondo all'interno della nostra anima. È un viaggio trascendentale che va a esplorare i percorsi del sé, dell'io. Ho avuto questo forte desiderio di scrivere un libro che andasse a spiegare tutto quello che noi abbiamo all'interno della nostra anima, un percorso costellato di esperienze che si sono accavallate durante la mia esistenza e poi con l'arte della scrittura andando a cercare di trovare quei percorsi nell'andare a spiegare quali sono quelle sensazioni che rendono la nostra vita in un certo senso anche attraverso le difficoltà, quindi si fa in modo di andare a spiegare quello che è questo libro, Le ferite dell'essere, ossia un percorso che noi durante la nostra esistenza, tra la nascita e la morte, affrontiamo per cercare di capire appunto da dove veniamo e dove possiamo poi arrivare. Quindi ha molto di introspettivo questo suo scritto. Sì, è un libro introspettivo perché appunto parla della saggistica e della filosofia. È un libro che può leggerlo chiunque, dai bambini anche le persone di una certa veneranda età, si lascia leggere piacevolmente e soprattutto le parole hanno quel tocco di artistico che danno la curiosità nel continuare sempre di pagina in pagina di scoprire quello che è l'evoluzione nell'arte della saggezza e quindi un'evoluzione per continuare anche a conoscersi, un modo per capire, per riflettere su quello che è la vita, il percorso che ognuno intraprende durante la propria esistenza. E le ferite dell'essere soprattutto vedono anche la parte più recondita del nostro io, la saggezza, quindi va a vedere anche una parte di quello che noi abbiamo vissuto tramite la tristezza, la malinconia, la solitudine, che sono quei tre elementi che danno la possibilità di poter arrivare alla maturità. E ovviamente poi questa cosa tramite le ferite dell'essere è un libro che consiglio di leggere a tutti perché può essere anche un ottimo compagno di viaggio, anche un ottimo compagno di vita perché in base a quello che sta succedendo nei giorni nostri, anche con la globalizzazione che sta portando un po' tutti a chiudersi in se stessi e a immaginarsi, invece la lettura del libro si può anche aprire verso un universo.